Il laboratorio è nato dopo una tesi di laurea in cui ho affrontato il tema delle tinture naturali in Sardegna. La tesi, ha ispirato in noi la nostra creatività, la nostra fantasia e la voglia di voler vedere nuovamente questi colori presenti nel nostro artigianato locale. È stato anche molto importante durante la tesi di laurea il contatto con il territorio, poiché molti degli anziani del nostro paese ci hanno anche trasferite molte di queste informazioni che loro conoscevano relative appunto alle tinture naturali. Quindi c'è stato un periodo di approccio dove dovevamo confrontarci sul nome della pianta e quindi l'unico modo era andare a raccoglierle, fargliele vedere e loro poi ricordavano il nome in dialetto e ricordavano anche il colore a cui ottenevano. È molto importante la sperimentazione, dato che ci sono molti parametri che vanno sempre a variare. Nel tempo sperimentiamo sempre nuove piante, cerchiamo nuovi colori, anche perché i clienti hanno bisogno sempre di innovazioni non solo a livello cromatico ma anche a livello creativo del prodotto finito. Con gli ultimi nostri lavori che stiamo realizzando in laboratorio stiamo cercando di dare vita alle piante tintorie che noi utilizziamo direttamente sul tessuto, sviluppandolo con una tecnica nuova che è la tecnica dell'ecoprint, la stampa vegetale, dove la pianta al contatto diretto col tessuto stampa la sua forma creando dei pezzi unici e molto originali e allo stesso tempo molto artistici. Mi piacerebbe aggiungere alla nostra lavorazione anche un completamento della filiera, o meglio aggiungervi anche la coltivazione di molte piante tintorie in modo tale da completare tutta la filiera dalla pianta fino all'utilizzo, creando così pian piano una linea ecologica di abbigliamento e nel settore dell'arredamento.